Ciao ragazzi, oggi sono nella Pedemontana Trevigiana, Sernaglia della Battaglia, qui dove il Clinto, che stanno vendemmiando, è una questione di famiglia, di tante famiglie. Questa è la terra del Prosecco, con i suoi paesaggi caratteristici, con le colline, patrimonio mondiale dell'UNESCO, con milioni di bottiglie vendute in tutto il mondo grazie a un exploit straordinario, soprattutto negli ultimi 30 anni. Ma questa è anche una terra dove c'è radicata una profonda cultura rurale, radicata in persone che a questa cultura non hanno mai voluto rinunciare, persone come Franco Zambon, che da sempre vive una passione fortissima per la salvaguardia, per il recupero, per la ricerca legata a uno dei prodotti simbolo di questo comprensorio, un simbolo storico, quando prima del Prosecco appunto c'era il Clinto. Questi sono dei viti di Clinton che hanno 130 anni, arrivano da Combay, perché a Combay dovevano mettere giù il Prosecco e quando ho visto che dovevano togliere queste piante ho detto: ma ascoltate, ma cosa fate? Le togliamo, vengo là io con la ruspa, me le porto a casa e ne ho portato a casa 7. Sono ancora produttive? Sono ancora produttive, basta guardare, sono ancora in produzione, qualcuno fa qualcosa in più, qualcosa di meno. Sono dei monumenti naturali questi? Monumenti naturali, basta guardare qua, guarda che ceppo, guarda. Questa è storia, questa qua, guarda. Quante ce ne sono ancora di vigne così vecchie? Ma di queste in provincia di Treviso ce ne sono pochissime, in provincia di Belluno ne troviamo parecchie, perché in provincia di Belluno prima del Novecento sono state messe a dimora parecchie tra Clinton, Herbemont, poi hanno messo giù anche lo York Madeira e ci sono delle viti ancora di questo periodo qua, del 1890 più o meno. Qua abbiamo una pergola di Clinton, guarda. Bellissima. Questo diventerà un riservo perché lo lasciamo maturare sulla pianta fino a quando che non appassisce. E viene fuori un vino che fa circa 12 gradi qua, se si fa vino. Poi me lo bevo tutto io. Guarda che roba. Franco non è un produttore di vino, non possiede vigneti se non 2 piccoli appezzamenti che usa per scopo sperimentale, per passione. Però conosce tantissimi altri suoi conterranei che questi vigneti oggi marginali li ha ancora davanti casa proprio come una volta. Molti questi vigneti li hanno ceduti o convertiti magari a prosecco o altre colture sicuramente più redditizie, ma molti li hanno tenuti. La ricchezza che c'è in questi filari è incredibile, ma ci si rende conto di questo fatto soprattutto quando vi si entra dentro a questi filari, magari accompagnati da Franco. Allora si incontrano tantissime varietà, ad alcune delle quali neanche Franco sa dare un nome. In sostanza, questi filari sono i depositari di una storia che sempre in meno ormai ricordano. Qui abbiamo un Clinton spettacolare, ci troviamo nella DOCG di Valdobbiadene e nel territorio troviamo anche questi viti che sono di 60 anni fa circa. Guardate che spettacolo, guarda che spettacolo. Qui abbiamo un bianco, che è un Clinton bianco, che sarebbe il Noah. Guardate, vitigno senza trattamenti. Questo invece è l'Isabella rossa. Qui abbiamo un misto, Clinton, Isabella bianca, Isabella rossa. Cioè tutto un misto che era tradizione far così nel passato, che oggi non esiste più. Dove trovi un prodotto così? Guarda che grappoli, senza nessun trattamento, guarda che roba, guarda. Questo cos'è? Questo qua è una varietà, non è fragola, non so nemmeno io che varietà è, perché qua ce n'è un'infinità di varietà che nemmeno noi conosciamo. Cosa succede? Succedeva che il personaggio qui in particolare andava in giro, vedeva una famiglia, una varietà, portava a casa un tralcio, lo metteva a dimora e veniva su una vite e non sapeva nemmeno lui che cosa era. Questo qua la usava come uva da tavola perché è croccante, non ha nemmeno semi. Perché li tengono questi filari? Ma sicuramente li tengono perché è una tradizione di famiglia
ed è una cosa che dispiace magari toglierli, perché una volta vivevano con questo prodotto qua. Questo territorio era un territorio che dopo la guerra 18 qui la gente emigrava, o quel poco che aveva doveva fare di tutto, doveva fare un po' di vino, fare la grappa, perché questo era quello che avevano, cioè il vino che facevano era un alimento, non è come oggi un piacere di bere, tanto per bere un prodotto di qualità. Oggi abbiamo diversi soci che hanno ancora in questo territorio queste varietà, le stanno tenendo perché per loro è anche un prodotto che migliorandolo puoi fare tantissime cose, cioè puoi raccoglierlo per fare oggi dei succhi con la fragola, puoi fare anche delle confetture, puoi fare tantissime cose e poi puoi farti anche il tuo vino in casa, anche se è vietato, ma per il consumo personale tu lo puoi fare, lo puoi bere, lo puoi regalare ai tuoi amici, ed è un prodotto che è naturale, perché non avendo nessun trattamento in vigna, anche in cantina, con un minimo di solforosa, già lui ne ha un po', raggiunge hai un prodotto che può durare anche un po' più di una volta. Una volta durava fino a maggio, oggi lo fai durare anche 2 o 3 anni. E adesso ragazzi stiamo per entrare in un luogo magico. Pensate che questa è la cantina del Clinto di Franco. Ci sono più di 2000 bottiglie, non solo della sua produzione, ma provenienti da diverse parti del mondo, da diversi altri paesi dove la produzione e la commercializzazione del Clinto non è fuorilegge come in Italia. Lui ha questa collezione che racconta una storia antichissima di questo vitigno che da un lato ha salvato la viticoltura europea e dall'altro ha dato quel crisma di unicità a un prodotto che qui lui ha rivalorizzato nel corso di una vita, che sta continuando tuttora a fare. E devo dire che entrare in questo posto mi fa un po' riassaporare la nobiltà delle origini, il fascino dell'antico di un vino che grazie a lui è tornato a rivivere. Vedete queste 2 botticelle? Qui dentro nasce il sangue del Piave, fatto con il Clinton, zucchero, cannella e altri ingredienti, poi lasciato lì a macerare. Ma il Clinton vuol dire anche molto altro. Qui abbiamo un'Isabella rossa, qui abbiamo un Noanum che è Isabella bianca, poi abbiamo qua un American frizzante, poi qui abbiamo un dolce Clinton, un Clinton un giorno in buccia rosé, abbiamo un Bacò, abbiamo un Clinton classico, poi abbiamo un Clinton riserva, abbiamo un Clinton arancione bianco, poi abbiamo un Clinton bianco, qui abbiamo un passito di Clinton, poi c'è la birra al Clinton, il succo di Concorde, è una varietà di Isabella, il succo di Clinton, confetture di Bacò, confetture di Clinton bianco, aceto di Clinton, sciroppo di Clinton, sangue del Piave col Clinton, liquore al Noà che è il fragolino bianco e la grappa al Clinton. Poi abbiamo il digestivo che è il Clinty con una resa bassissima. In 2 suoi piccoli appezzamenti Franco ha realizzato dei vigneti sperimentali in cui mette in pratica la sua passione, ovvero segue l'evoluzione della pianta, sperimenta degli incroci e inoltre fa analizzare a sue spese molto spesso i grappoli e anche la bevanda che ne nasce. Non si può definire vino per legge in Italia perché la produzione destinata alla vendita è bandita fuori legge, una legge datata, pensate, 1931. Anche per questo, qualche anno fa, Franco ha fondato un'associazione che ha come scopo non soltanto di riscoprire, tutelare e salvaguardare la nobiltà delle origini insita nel Clinton, ma di fare in modo che finalmente venga legalizzata anche la vendita del nettare che si ricava dall'uva di Clinton. È una battaglia lunga, complicata, anche se attorno all'Italia ci sono dei paesi come la Francia, l'Austria e la Svizzera in cui la produzione e la vendita del Clinton è sicuramente permessa. Ma la passione continua. L'associazione che abbiamo noi è la Clinton di Marca, poi ne abbiamo una che è la Confraternita del Clinton. La Clinton di Marca è nata nel 2017 per la salvaguardia e la tutela di questo vitigno e in particolare per la legalizzazione di un prodotto che è naturale.
e stiamo facendo una battaglia a livello europeo che là non ci dovrebbe essere grossi problemi, però a livello nazionale Francia e Italia abbiamo dei problemi perché non è riconosciuto come uva per far vino, perché la Lambrusca si può fare solo con la vinifera. Perché dà fastidio il Clinto? Ma non lo sappiamo nemmeno noi perché dà fastidio. Penso che dà fastidio perché non si usa nessun prodotto fitosanitario. Tutte le analisi che sono state fatte non hanno dato problematiche di metanolo o di altre cose, tutt'altro hanno dato dei risultati che il resveratrollo è uno dei più alti, come fosse un Barolo che ha dei valori altissimi, e il resveratrollo si sa che in farmacia qualcuno può prendere in pastiglia. Certo. Basterebbe fare un succo Certo. e viene fuori il resveratrollo che vuoi. Può avere un futuro questa coltura? Ma secondo me il futuro lo ha sicuramente, perché un prodotto naturale deve avere un futuro, perché senza trattamenti il futuro c'è, non solo su questo, anche su le altre viti, quelle che sono resistenti. Franco, ma è ancora il vin de famiglia allora il Clinto? Ma penso proprio di sì, basta guardare qua questa famiglia, ma anche una parte, perché 2 donne e dall'altra parte 3 maschi, ma dovevano andare a casa. E secondo me questi tanti fanno fame. Hanno fame, sì. Hanno lavorato. oggi. Hanno fame, sono stanchi, guarda, vedi, guarda che stanchi che sono. Grazie a Franco Zambon, complimenti per tutto, grazie a tutta la sua splendida famiglia e cerca domani volontari per andare a vendere. Sì, domani serve anche oggi. Domani. Ciao ragazzi, alla prossima cantierate. Adesso scusate, tastiamo il risotto col Clinto della Raffaella. Va bene? Buon appetito a tutti. Grazie.